Continua l'appuntamento con la dottoressa Francesca Zottis, segretaria del Partito Democratico, sezione di San Donà di Piave. Paola Martini è andata per noi ad incontrarla. Siamo con Francesca Zottis, segretario del Circolo del Partito Democratico di San Donà di Piave. Buonasera. Dottoressa Zottis, è necessario un commento sulla Fiera del Rosario, che suppongo sia andata bene. È andata molto bene in termini sia di partecipazione della gente che ha voluta venire all'interno del nostro capannone a degustare quello che avevamo preparato e anche a fare quattro chiacchiere su quella che è l'attività anche che si sta svolgendo a San Donà. È andata molto bene anche in termini di partecipazione e di clima interno. È un momento in cui ci sono effettivamente grossi problemi dal punto di vista economico, ma voi nel documento che avete elaborato partite dai valori e non si tratta di valori bancari. No, non si tratta di valori bancari perché crediamo che comunque lo sviluppo anche economico di un territorio si basi anche su quelli che possono essere dei valori che trascinano le persone. In questo momento in cui c'è una forte antipolitica, credo che tutti abbiamo bisogno di capire chi sono i nostri referenti, la loro affidabilità, cosa vogliono e dove pensano di andare, anche in termini di valori che prospettano. Sempre nel documento da voi presentato a giugno, si parla di obiettivi per un nuovo governo locale. Si intende così far partire la campagna elettorale per il 2013, immagino. Chiaramente sì, noi 18 giugno abbiamo fatto partire la campagna elettorale, l'abbiamo voluto fare con un documento chiaro che abbiamo distribuito, che è presente anche all'interno del nostro sito, con degli obiettivi e delle azioni e che sia un documento aperto, nel senso che ci sono degli obiettivi quali il favorire comunque sia le attività imprenditoriali, che la produttività delle aree commerciali e artigianali, che la green economy in termini di energie alternative, però aperto nel senso che è un primo momento per aprire dei cantieri di discussione con i cittadini e con le associazioni esistenti. Però diciamo che l'attenzione per l'ambiente, per la qualità della vita è aumentata, forse gli esiti del referendum antinucleari continuano a farsi sentire. Sì, diciamo che la gente richiede una maggiore attenzione per fortuna e sicuramente il lavoro che anche noi abbiamo fatto nel corso degli ultimi 2 anni con l'acqua, con il nucleare, comunque è servito per sensibilizzare e per riuscire ad avere consenso in questi termini, perché quando le risorse sono sempre minori in termini anche di territorio, chiaramente bisogna riuscire a sfruttarle in modo corretto. E si chiude il vostro documento e quindi un po' anche la nostra conversazione con delle azioni. Sono 10 punti, però mi pare di capire che forse 1 e 2 sono quelli fondamentali per voi. Sì, noi centriamo l'azione ritornando a parlare sempre di Città del Piave, nel senso che secondo noi sia lo sviluppo infrastrutturale che lo sviluppo commerciale, artigianale, industriale si deve basare su una progettazione almeno di 4 comuni e anche la questione dei trasporti, e poi c'è il punto della cultura e della scuola che per noi è centrale. Bene, ringraziamo il segretario Francesca Zottis per essere stata con noi e averci un po' anche illustrato un programma per il 2013 San Donà e il suo futuro. Grazie.